I candidati del Partito Democratico incontrano gli elettori in un appuntamento promosso dai Giovani Democratici della città metropolitana di Venezia alla Scoletta dei Calegheri di San Tomà. Tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dall'aumento esponenziale delle bollette che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Il governo sta intervenendo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto Andrea Martella, e il Partito Democratico ha stilato un programma preciso. Raggiungere il tetto del prezzo del gas a livello europeo, per inserirlo anche a livello nazionale, per raddoppiare il credito d'imposta a favore delle imprese e per fare dei contratti di luce sociale, e cioè dimezzandone i costi per le famiglie meno abbienti. Poi l'occupazione, un tema tradizionalmente caro al Partito Democratico. Lotta al precariato, sicurezza sul lavoro, taglio della burocrazia e alleggerimento del fisco. Bisogna che il lavoro sia tutelato, rispettato e abbia dignità e quindi siano garantiti i diritti dei lavoratori. Quando dico questo, in questa terra io penso anche ai lavoratori autonomi, perché bisogna riconoscere dignità anche a tutti coloro che lavorano in proprio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, coloro che hanno un lavoro in proprio, un'impresa, perché anche loro lavorano tutti i giorni e contribuiscono alla ricchezza del Paese. Il PD rivendica il sostegno al governo Draghi, fatto cadere in Parlamento da Lega e Forza Italia, e marca le distanze che lo dividono dalla coalizione di centrodestra. Noi siamo con le grandi liberal democrazie, gli altri stanno un po' con Putin e un po' con Orban. Noi siamo dalla parte dei diritti delle persone, gli altri sono dalla parte di qualche discriminazione in più. Noi siamo dalla parte della scienza, dall'altra parte hanno lavorato per negare i cambiamenti climatici dal punto di vista ambientale o dal punto di vista scientifico per strizzare l'occhio ai Novax.